Oggi cominciamo dal tema che vedete qui nella grafica del nostro video wall, che si unisce a quanto stabilito poi definitivamente, rivedremo i servizi di questi giorni, anche dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato molto di paesi sicuri, la nuova lista dei paesi sicuri adesso c'è, è quella che avevamo anticipato mesi precedenti, e in più c'è un'iniziativa di questo tipo che colpisce, perché voi ricordate quante volte in questo studio dopo le promesse elettorali si è detto ma alla fine è impossibile farlo, ma non è vero, promesse vane, insomma discuteremo, perché abbiamo anche una definizione che dà il ministro Piantedosi oggi di che cosa vuol dire questo blocco navale, perché c'è appunto un intervento anche da parte del Consiglio dei Ministri che prevede essenzialmente più rimpatri, il blocco navale e il togliere i cellulari a coloro che invece stanno all'interno delle strutture prima del rimpatrio. Vi presento gli ospiti, nell'ultima parte vi anticipo sarà ospite l'assessore agli enti locali e alla sicurezza Pierpaolo Roberti, perché le province ormai arriveranno incardinandosi con un testo che arriva in Consiglio regionale nei prossimi giorni, e poi ci sono altri vari aspetti ovviamente di cui parlare con lui. Comincio come sempre dalle donne, la senatrice Francesca Tubetti, buonasera a tutti. Ben trovata Fratelli d'Italia. Maria Rosaria Capozzi di Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Antonio Calligaris della Lega. Buonasera. E Andrea Carri del Partito Democratico. Buonasera. Allora, prima di farvi sentire la Meloni, da Trieste credo collegato, Alessandro Metz, buonasera, ben trovato. Mi fate vedere anche Metz? Buonasera a tutte e tutti. Ecco qua Metz. Allora, lei è uno degli armatori della nave Mediterranea Saving Human. E so che voi avete già detto e dichiarato molto anche su queste nuove iniziative del governo, e quindi vorrei che con lei ne parlassimo tra poco. Mi fate sentire, ragazzi? Non ho ricordato il sondaggio, il 37564 e via per gli sms, dopo lo ricordo. Migranti, blocco navale, lista dei paesi sicuri, secondo voi serviranno questa volta? Cioè, come dire, avranno un effetto che è quello, immagino, sperato dal governo, secondo la vostra visione, sì o no? Dite la vostra, sentirete sempre il segnale di occupato, ma è così che funziona il sondaggio, che è gratuito e anonimo, appunto per questo, e registra la vostra preferenza. Quindi, secondo voi, serviranno queste misure nell'intento del governo? Vi faccio ascoltare come Giorgia Meloni presentava ieri queste iniziative del governo, che si sommano, ricordo, alla nuova lista dei paesi sicuri che si è decisa in Europa. Vediamo Meloni. Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all'immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, meno 60% di sbarchi, più 55% di rimpatri, ci incoraggiano a fare ancora meglio, e vogliamo farlo. Così oggi abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra, cioè la possibilità, nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale, di impedire l'attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposte all'interdizione anche in paesi terzi. Una opzione che cammina, che è compatibile con le nuove regole europee, che tra l'altro l'Italia ha contribuito a definire, a dimostrazione di come tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in Europa sta imprimendo una svolta totale nella gestione del fenomeno. Per tutti quelli che dicevano che era impossibile, voglio ricordare che niente è davvero impossibile per chi è determinato a fare qualcosa, e noi siamo determinati a garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini, e utilizzeremo tutti gli strumenti che possiamo per garantire questa sicurezza. Insieme a questa norma il provvedimento ne prevede molte altre, in particolare proprio per garantire la sicurezza. Ci sono procedure più veloci per espellere gli stranieri che sono stati condannati, ma si ampliano anche i casi in cui si può espellere uno straniero che delinque, aggiungendo reati come violenza pubblica ufficiale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, perché se vuoi vivere in Italia devi rispettare le leggi dello Stato italiano, oppure vieni espulso. Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme, e vediamo quante delle forze politiche che vengono in TV a dirvi che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, che saranno disposte anche a darci una mano per garantire quella sicurezza.
noi ce la stiamo mettendo tutta. Speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico. Quando dice tutti facciano la loro parte, ritorniamo alla conferenza stampa di inizio anno, quando di fatto faceva riferimento anche, immagino lo faccia anche in questo caso, fa riferimento alla magistratura, no? Quindi questo è un dato importante dal punto di vista dell'analisi politica. Perché siete convinti, se lo siete, che adesso cambi qualcosa? Cambia qualcosa perché ci sono, grazie alla collaborazione tra l'Unione Europea e il governo italiano, si definiscono le linee in maniera chiara senza dare interpretazioni per quanto riguarda sia i rimpatri sia per quanto riguarda appunto la lista dei paesi sicuri. Inoltre, se prima quella che era la posizione italiana era magari marginale, oggi la posizione italiana sui CPR in Albania, su tutto il discorso appunto della gestione dei rimpatri e del sistema di accoglienza libera dei precedenti governi è andato a modificarsi, quindi a oggi l'Italia è protagonista insieme a tutta una serie di altre forze. Cioè detta la linea politica europea, diciamo, detta la linea sulle migrazioni in Europa, ho capito cosa vuole dire lei. Va bene, Metz, voi che in mare ci siete andati avete contestato, immagino, già quest'idea. Allora, voglio stare su questo, ecco, ce l'hai, scusami Emanuele, la definizione che dà Piantedosi anche questa sera, l'avete sentita in parte da Giorgia Meloni, eccolo qua. Ma cos'è questo blocco navale che tutti sapevamo non si potesse fare in realtà? Allora, attenzione, in un discorso, l'abbiamo messo poi per iscritto, è la possibilità che il governo, quando dovesse rilevare l'esigenza di disporre una formale interdizione all'ingresso nelle acque territoriali per esigenze, per esempio, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, anche di terrorismo, ma anche di pressione migratoria insostenibile, come in passato il nostro Paese ha vissuto, può stabilire, può stabilire che le acque non siano valicabili da natanti di nessun genere. Ripeto, era un discorso durante un'intervista, l'abbiamo tradotto e trascritto, e offerto a voi perché possa essere un po' più chiara questa cosa del blocco navale che tutti immaginavamo sin qui almeno fosse poco fattibile. Ricordate i porti aperti, tutta quella tema là. Va bene, Metz, voi cosa pensate? Noi pensiamo che ci sia una dimenticanza, il fatto che esistono delle convenzioni internazionali, il fatto che esiste il diritto internazionale, anche se sappiamo essere messo sempre più in discussione in ogni parte del mondo e si sta trasformando da diritto internazionale all'uso della forza da parte del soggetto più forte. A Trump, ho capito. Sì, Trump per il caso Maduro, per esempio. Sì. No? E quindi insomma si stanno muovendo sempre più fuori dal diritto internazionale, però noi rimaniamo ancorati a quello. Nel momento in cui un paese come l'Italia sottoscrive e ha sottoscritto delle convenzioni internazionali che hanno valenza e valore costituzionale, quindi sono sovradeterminanti, non ci sono leggi dello Stato che possono, diciamo così, andare in antitesi rispetto a quello che è il dettato costituzionale e quindi anche alle convenzioni internazionali sottoscritte. Ci sono alcune convenzioni sottoscritte dall'Italia e dalla maggior parte dei paesi che prevede come deve attuarsi e funzionare il salvataggio in mare. Chi non effettua un salvataggio in mare verso un'imbarcazione in distress, quindi a rischio affondamento, commette un reato, il reato di omissione di soccorso. Quel comandante di quella imbarcazione, di quella nave commerciale, civile, militare che non vada in soccorso di un'imbarcazione in distress viene perseguito per omissione di soccorso. Quindi però mi scusi, per quello che noi abbiamo capito sin qui, poi sicuramente voi ne sapete di più,
Cioè non è che qui si parla di non effettuare il soccorso, cioè ma di prevedere una condizione diciamocela tutta, siamo pronti a pensare che nell'arco di breve questa condizione si paleserà, no? Cioè l'obiettivo di questo governo è che un blocco navale soft, temperato, come viene raccontato sui giornali, si farà, no? E per esigenze di sicurezza, di terrorismo, di eccessiva pressione migratoria. Cioè non vuol dire non soccorrere, ma vuol dire che le navi, le imbarcazioni, i gommoni che stanno arrivando non arrivano nel nostro paese, ma con accordi di altri vanno da altre parti. Ho capito così io, poi ecco, mi diranno anche loro. Dai, prego, Mezzi. Il fatto è che io perché sono partito dalle convenzioni internazionali e da come si effettuano i salvataggi? Perché è descritto molto bene. Cioè, il salvataggio si conclude con lo sbarco dei naufraghi nel porto sicuro più vicino al luogo del salvataggio. Nel Mediterraneo centrale, il porto più vicino, sicuro, dove poter effettuare lo sbarco è per ragioni geografiche l'Italia. Quindi non puoi non portare a compimento il salvataggio una volta che tu hai effettuato quel salvataggio. Il tentativo da parte del governo di interdire la navigazione e l'ingresso nelle acque nazionali produrrà sicuramente un grosso problema per le navi della società civile, della civil fleet, delle ONG, e produrrà un problema per le navi commerciali. Fermoli Metz, perché voglio finire il giro rapidamente, voglio sentirvi tutti. Adesso la vostra è in navigazione o no? No, ancora sotto sequestro, com'è? No, in questo momento noi abbiamo Mediterranea che è in cantiere perché deve fare la fase di rinnovo di classe, e quindi al momento siamo fermi. Va bene. Che bloccare i salvataggi in mare non è da veri tristini, scrivono via SMS. Va bene, non ho ricordato che siamo in diretta su Tele4 su TV12. Allora, Calligari, Scapozzi Carli, voglio sentirvi tutti, dai. Allora, stabiliamo alcune cose, perché qua col diritto internazionale, insomma, si è sempre giocato. Allora, adesso, fra l'altro, grazie a questa nuova linea europea, porto sicuro è sicuramente la Tunisia. Il primo porto sicuro è perché la Tunisia. È un paese sicuro secondo il nuovo elenco, è un paese sicuro, quindi dalla Libia possono andare, adesso è certificato, non sarà più nessun giudice che lo stabilisce, e andranno in Tunisia. Il decreto, anzi sì, il disegno di legge, no, perché è un disegno di legge, prevede tutta una serie di deleghe al governo per recepire la nuova normativa e il nuovo patto comunitario europeo, perché anche quello è diritto internazionale e si fonda sulla dichiarazione europea, su tutti i diritti, eccetera, eccetera, eccetera. All'articolo 10 stabilisce questa cosa, che è il blocco navale, che si tratta e parla di interdizione delle acque territoriali in caso di necessità di pubblica sicurezza, che è data da pericolo terrorismo, atti di terrorismo o pericolo di infiltrazioni terroristiche, flussi migratori importanti tali da mettere in crisi il sistema di confine, problemi sanitari e questioni internazionali di alto livello. Può essere fatto per 30 giorni replicabile fino a un massimo di 6 mesi su proposta del Ministro degli Interni. Secondo lei in questo momento c'è bisogno di ci sono una di queste condizioni almeno c'è? No, quindi no, ma in una di queste condizioni in questo allora momento scatterà nel momento in cui dovesse serve. essere approvato Questo tutto, e ricordo che l'interdizione delle acque nazionali è assolutamente previsto, da quello che so,
dal diritto internazionale, dal diritto della navigazione, da tutte le convenzioni. È stato attuato già in determinati casi, per esempio quando c'erano dei G7, G8 per questioni di sicurezza, è già stato fatto. Questo non vuol dire che se una nave naufraga, affonda, non viene salvata, vuol dire che se arriva una nave della ONG viene presa e accompagnata molto probabilmente o al porto sicuro o anche al centro in Albania, perché possono essere al sicuro sbarcati nel centro in Albania, e questo sta perfettamente nella norma nazionale ed è completamente allineata a quella europea, quindi non c'è più nessun problema di interpretazione da parte di nessuno. Poi lo vedremo. Capozzi ha detto a Metz che invece aprirà di nuovo su questo delle difficoltà di interpretazione. Prego, dai. Per me invece è solo fuffa, anzi Avarino mi deve consentire di prenderlo un po' alla larga, perché rispetto a questo sono molto critica. Ci siamo ritrovati di fronte ad una maggioranza ideologica, ma io ripeto, rispetto a questo sono critica perché rispetto alle politiche migratorie è risultata del tutto fallimentare, ma non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale. A livello nazionale inizialmente la Meloni parlava di blocco navale quando era l'opposizione, quando sappiamo che il diritto internazionale lo vieta. Poi è passata a parlare di centri di accoglienza in Albania che rappresentano una vergogna di fronte agli italiani per tutto quello che ha comportato sia dal punto di vista delle risorse sia per quanto riguarda le risorse proprio umane in termini di agenti di polizia che ha distratto dal nostro territorio quando nel nostro territorio mancano 23.000 agenti. Ora si ritorna di nuovo con il blocco navale quasi a riscaldare una minestra appunto che non ha più senso neanche di esistere. A livello regionale invece ci troviamo di fronte ad una situazione parallela dove ci troviamo di fronte ad una maggioranza che si autocelebra su come sta gestendo proprio tutta la situazione migratoria, quando invece anche da questo punto di vista risulta fallimentare. Ma non dovete credere alle mie dichiarazioni, basta che chiunque che è collegato vada a verificare i dati che vi rappresenterò sul sito del Ministero dell'Interno, dove ci dice sostanzialmente che questa regione non sta gestendo bene le politiche migratorie. Dico questo perché nel 2022, quando la Meloni si stava insediando, il numero di presenze nei nostri centri di accoglienza era pari a 3.200 migranti. Questi numeri sono andati aumentando fino ad arrivare a 3.500 a giugno del 2025, 4.100 alla fine del 2025, con una percentuale, con un rapporto anche superiore alla media tra migranti e abitanti. Arrivando invece al DDL dei migranti, allora io onestamente lo ritengo appunto fumo negli occhi. Dico questo perché che cosa prevede nella sostanza, l'ha già detto anche il collega Calligaris e chi mi ha preceduto. Prevede sostanzialmente l'interdizione in acque territoriali di navi di alcune navi. Ora questa interdizione può avvenire per delle motivazioni sostanziali, quindi che sono state rappresentate, quali ad esempio pericolo per la sicurezza interna oppure di ordine pubblico, di pressione migratoria, ma io voglio precisare che questo divieto già esiste nella Convenzione ONU del diritto del mare. Quindi innanzitutto è un divieto che esiste, ma poi posto che queste situazioni ricorrano, trovo quindi appunto che stiano vendendo fumo, che stiano mistificando una realtà. Cioè se lo vogliono lo possono già applicare. Ma aspetta, fammi finire questo passaggio. Sono veloce. Arrivo. Sono veloce. Voglio rappresentare questo passaggio perché laddove effettivamente quindi ci dovessero ricorrere queste condizioni, non servirebbe soltanto il blocco navale, ma servirebbe anche il blocco aereo, il blocco dei nostri confini. Ma aggiungo un ulteriore passaggio. La convenzione a cui abbiamo aderito ci obbliga ad intervenire, a prestare soccorso, e questo principio non può essere surclassato da normative interne in termini di politiche migratorie. Candida, chiediamo pubblicità poi. Ma potete andare anche subito. Il mio pensiero è questo. Trovo che ci si stia concentrando molto sul bloccare un flusso a pochi metri da casa, mentre invece ci siamo completamente dimenticati di un tema
che forse era stato alla base di uno dei primi proclami anche del governo Meloni 3 anni fa. Io ricordo che questo piano Mattei era stato lanciato con grande enfasi, qualcun altro l'aveva tradotto con una frase un po' meno elegante, aiutiamoli a casa loro, e che comunque suona anche in modo migliore. Miglioriamo le condizioni direttamente di queste comunità, di queste persone, direttamente nei luoghi in cui abitano. Mi farebbe piacere capire a che livello di attuazione siamo con questi piani, perché ho la netta sensazione che in realtà ci si stia concentrando molto per vari motivi, forse anche a livello di propaganda, su concetti forse non facilmente così realizzabili come quelli del blocco navale, eccetera, sì. Mentre invece questa cooperazione europea che doveva portare a un miglioramento delle condizioni tale da rendere certamente molto inferiore il flusso di migranti ancora non si è visto. E questo secondo me è l'elemento di maggiore delusione non solo nei confronti dell'azione del governo italiano, ma in generale dei governi europei. Questa secondo me è una grande sconfitta per tutti noi. Allora, 21:35, varie pubblicità. Mezz, resti con noi ancora un po' perché ho altre domande, va bene? Sì. Però mantengo la promessa, io mantengo la promessa. Subito dopo la pubblicità, tra poco. Oggi, anche grazie al mio voto, abbiamo implementato l'accordo istituzionale tra Parlamento europeo e Consiglio sui famosi paesi sicuri, che sono quei paesi non europei dove potremo rimandare indietro gli immigrati non legali e anche quelli che sono in attesa di asilo, in modo che queste domande possano essere esaminate al di fuori dell'Unione Europea. Nonostante la sinistra, che ha fatto dell'immigrazione di massa il suo mantra, e nonostante l'intervento da lacrima all'occhio e piagnisteo di Cecilia Strada, il provvedimento è stato varato. Perché che la sinistra voglia invaderci di disperati della terra al fine di distruggere la nostra civiltà occidentale, considerata razzista e prevaricatrice, era cosa nota. Che oltre a questo voglia sfruttare questi stranieri come base elettorale era una cosa che avevamo scoperto. Ma oggi, anche grazie al mio voto, la remigrazione è diventata realtà anche qua in Europa. Ora, qui ci stanno polemiche sulle polemiche, non solo per quello che dice Vannacci, per quello che ha significato negli ultimi giorni, ma perché ovviamente torna a parlare di remigrazione. So, volete intervenire tutti, riparto da Mezz e voglio sentire ovviamente cosa pensa di quel che ha ascoltato poi Tubetti, e ha citato poco fa Calligaris il fatto che oggi diventi per l'Europa anche la Tunisia un paese sicuro. Quindi cosa vuol dire? Non partono perché si spostano a malapena fino alla Tunisia? Cosa dice lei? Allora, intanto, visto che il rappresentante della Lega diceva che con il diritto internazionale si gioca, ed è evidente, cioè ci stanno giocando evidentemente i potenti in questo momento, cerchiamo però di fare chiarezza su un punto. Lui ha affermato che adesso è un porto sicuro la Tunisia. Non è così, non lo decide l'Europa qual è un porto sicuro, lo decide l'Organizzazione Internazionale Marittima qual è il porto sicuro e che deve avere alcune caratteristiche ben precise. Quindi l'affermazione assolutamente discutibile e opinale di affermare che la Tunisia sia un paese sicuro, dove muoiono quotidianamente migranti subsahariani che arrivano e nel momento in cui vengono presi e ripresi vengono portati nel deserto. Si può andare sui diversi siti, si vedono i video, sul sito di Mediterranea troverà molte testimonianze di questo. E quindi ci sono. Me lo fate vedere, mentre parla Mezz, fatelo passare in copertura, ci sono le scritte perché d'altronde è una traduzione se volete appunto seguirlo. Tra l'altro è una persona che racconta come il ciclone Harry abbia causato molti morti. La domanda poi lei lo sa, nel silenzio, quello che ha causato i danni in Sicilia, Calabria. No? La domanda però Mezz è sempre quella, se ne facciamo partire di meno muoiono in meno, questo no, poi vi fanno come osservazione. Dica lei poi Tubetti. Allora, se ci fossero dei canali sicuri per poter entrare nel nostro paese o in Europa, così come normalmente accade a noi privilegiati, perché il diritto alla mobilità noi lo abbiamo. Noi abbiamo un bilancio in negativo tra uscite e entrate.
Ci sono ogni anno centinaia di migliaia di persone che se ne vanno dal nostro paese. Sono mediamente i più giovani e i maggiormente qualificati. Persone su cui investiamo per le competenze e gli studi che se ne vanno dal nostro paese. In un paese normale si discuterebbe di questo, di come non far andare via le persone. E invece il nostro problema è come blocchiamo gli ultimi rimasti a credere nel nostro paese e nell'Europa, dove cercare un'opportunità di vita dignitosa. Chi se ne va dal proprio paese se ne va perché non può farne a meno e quindi sa benissimo che metterà a rischio la propria vita e quella dei propri cari affrontando il mare, ma non può far diversamente. Fugge da bombe, fugge da persecuzioni, fugge da scontri etnici, fugge dalla desertificazione. Cioè, quando sei in fuga dal Niger e dalla Nigeria, Leni, che ruolo ha nel Niger e nella Nigeria e quindi l'Italia? Cosa stiamo facendo a quel paese? Nel momento in cui nel Sud Sudan c'è una guerra dove milioni di persone sono morti negli ultimi anni, chi può fugge e noi facciamo finta che questo non ci sia nel mondo. Noi siamo fornitori di armi, noi siamo alleati con paesi che utilizzano la legge del più forte e della bomba più grande per affermare che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Lo ha detto un nostro ministro. Fermo lì in mezzo, aspetti, senatrice. Vabbè, dopo il delirio. Dai, ognuno dice quello che crede. Sì, ma io posso dire quello che credo, giustamente se lo dice, posso dirlo anch'io. Allora, noi come governo abbiamo gettato le basi del piano Mattei, lo vedremo con i primi risultati nelle conferenze stampa del 13 e del 14 della Premier. Abbiamo già un investimento fatto tramite il Fondo per il Clima, il Fondo dell'Africa di Cassa Depositi e Prestiti di 1,4 miliardi circa. Quindi stiamo andando a risolvere anche, o a tentare di risolvere ovviamente, il problema a monte, quindi non è che ci riempiamo la bocca o spariamo numeri a caso o non ci rapportiamo con la realtà del fatto di dare il diritto a non partire. È una delle basi fondamentali del discorso dell'immigrazione. Poi c'è chi in passato ha comprato bandierine, noi invece stiamo affrontando uno dei temi principali che stiamo affrontando col piano Mattei, è appunto il problema idrico. Ma su questo magari lo affronteremo in un'altra occasione. Qui siamo qua per parlare di immigrazione. Mi permetta una postilla per chiarimento di quello dei numeri detti prima. Il record delle mancate assunzioni nelle forze di polizia è del governo Conte. Noi ne abbiamo assunti 10 volte tanto, abbiamo sbloccato, non ti ho interrotto quando hai detto le tue cose, non interrompere me, abbiamo sbloccato la regola delle piante organiche prevista dalla Madia, quindi non assumiamo più il 75%, bensì andiamo a rifare il 100% delle piante organiche. Oltre a questo abbiamo affrontato anche in tema di formazione gli ultimi, riducendo purtroppo, ma bisognava farlo, dei periodi della formazione delle nostre forze dell'ordine, mettendole direttamente sul campo, non direttamente, dopo un periodo chiaramente più breve. Quindi non è che non abbiamo fatto niente. Fermo un attimo, scusatemi. Sì. Mi permetto, abbiamo determinato questa lista dei paesi, abbiamo ridotto tutta una serie di, anche sulla legge Zampa, da 21 anni per i minori li abbiamo portati a 19. Poi, oltre a questo, è importante da dire, perché il discorso va fatto in maniera complessiva, quando fanno ricorso, che era quello che bloccava il procedimento di espulsione, a oggi potranno essere rimpatriati e quindi il percorso andrà avanti lo stesso, nonostante il ricorso fatto in territorio italiano. Quindi
è un'altra cosa da aggiungere. Poi sui numeri del Friuli Venezia Giulia, i numeri del Friuli Venezia Giulia sono quelli dell'accoglienza, sono quelli dei nostri CPR, ma il numero va visto che è un tema nazionale, è un numero che va visto in maniera complessiva. Noi abbiamo il 55% in più di rimpatri, vuol dire circa 7.000 persone. Questo potete discutere quello che volete, potete dire quello che volete, e tra le altre cose, chi adesso dà fuoco ai CPR in giro per l'Italia non è che viene portato nel CPR di Gradisca di Sonzo, viene rimpatriato perché perde il diritto. Allora, sì, è un confronto, vi prego, se no adesso citiamo cose di 10 minuti prima, ce le siamo dimenticate, cioè nel senso ci possiamo confrontare, ho capito, non vi siete interrotta a vicenda, però ci siamo dimenticati alcuni passaggi. Metz, e poi torno a Caligari, vado a Caligari, solo una battuta, l'ha vista gli SMS, la provocazione, ma come, scusate, ma fino a poco tempo fa erano i giudici a decidere quali erano i paesi sicuri e quali no, cioè come dire mancava la lista che includesse quei paesi per i quali noi pensavamo, che il governo pensava fossero sicuri, invece non lo erano perché non lo diceva l'Europa e lo sottoscrivevano i giudici. Oggi che quei paesi sono diventati sicuri, i giudici dovrebbero applicare quello. Invece lei dice l'ordine internazionale, come si chiama, del diritto della navigazione? L'Organizzazione Internazionale Marittima. A questa provocazione SMS, cosa dice? Allora, però no, Avarino, cioè non facciamo confusione. Io parlavo della differenziazione tra porto sicuro e paese sicuro. Cioè sono due cose completamente. Cioè il tema del porto sicuro ha a che fare con alcune caratteristiche e viene attribuito questa caratteristica, questa qualità da un'organizzazione internazionale marittima, non dall'Europa e nemmeno dal giudice cos'è un porto sicuro. Allora, sul paese sicuro che adesso è passato in Europa, anche là facciamo sempre attenzione. C'è il paese sicuro per chi? In un paese in cui c'è la pena di morte per un orientamento sessuale, diciamo, diverso dalla maggioranza di quel paese. Magari è sicuro per alcuni, ma se io ho un orientamento sessuale su cui rischio, cioè il diritto d'asilo è soggettivo e quindi va sempre valutato in base alla storia non collettiva. Su questo noi abbiamo subito condanne come paese per rimpatri collettivi, perché va visto sempre la storia di ognuno. Allora, aspetti, voglio sentire Caligari, do un titolo, cioè, secondo lei, diciamo, con questo che chiamano blocco navale temperato soft, con i paesi sicuri, le nuove regole dell'Unione Europea, cioè non cambia niente, cioè staremo qui di nuovo tra un po' a dire ma il magistrato ha detto di no, cioè no, è lo stesso. Cambia tantissimo perché tutte le volte che si fanno misure come queste, che hanno a che fare più con la propaganda che con la realtà, creano dibattiti dibattiti diciamo sul niente, e però formano un'opinione pubblica di un certo tipo. Sicuramente tutto questo sarà materia di corsi, ricorsi, sarà materia di sanzioni, come prima. Ci saranno blocchi, ci bloccheranno la nave per l'ennesima volta, ci daranno sanzioni amministrative. Allora aspetti lì. Finalmente la sequestrano, reiterando la cosa, in caso di interdizione ve la sequestrano. Prima ci sarà una multa da 10 a 50.000, in caso di reiterazione durante il blocco c'è il sequestro per l'utilizzatore, l'armatore, il proprietario, e sono tutti in solido. Allora, cosa succede? Allora, intanto il porto sicuro era già quello tunisino già da prima, e c'era sempre il gioco su facciamo ricorso al giudice, questo, quell'altro, perché per la sinistra gli unici porti sicuri
nell'emisfero settentrionale del mondo era l'Italia, non la Spagna, non la Francia, non la Grecia, nessuno, solo l'Italia, come il caso la Racchete, quella con i dread, no? Allora, cosa succede? Qua il grande governo di destra ha deciso, no, qua è l'Europa. Sono governi come la Germania, la Francia, il Belgio, l'Olanda, eccetera, eccetera. La Danimarca. La Danimarca, che hanno deciso con un coordinamento, credo, e una forte pressione internazionale e politica dello Stato italiano e del governo italiano, allora si è andati alla fonte del problema, dove si appigliavano tutti questi qua e anche una buona parte dei nostri magistrati che dicevano dovevano stabilire loro qual è il paese sicuro. No, mediamente lo stabilisce uno Stato, un governo, e allora adesso lo ha stabilito l'Europa. Punto. No? Dopodiché la questione delirante è, il grande problema è cosa facciamo, cosa ha fatto il nostro Stato, cosa fa l'Italia al Niger, alla Nigeria, no? All'Uganda, ma di cosa stiamo parlando? Ma cosa avete fatto voi al nostro Stato, al nostro Paese, ai nostri cittadini, importando quella gente lì e trasportandoli? Abbiamo dato la possibilità di parlare. Quando una cittadina viene assalita in stazione a Udine è tua la responsabilità, perché te hai fatto entrare quella gentaglia lì. No, beh, te hai fatto entrare quella gentaglia lì. Non facciamo così, dai. Non facciamo così, dai. Metz, vuoi dire qualcosa? Risposta velocissima, la prego. Sì, no, la risposta molto veloce è questa, cioè senza entrare anche nel materiale, dica. Perché è poco interessante. Cioè, il tema è un tema reale che ha a che fare molto con l'accoglienza, con come viene gestita l'accoglienza, con come si attivano percorsi di cittadinanza, non il salvataggio. Nel momento in cui non ci sono i canali, quindi ci sono due temi che sono molto diversi da quello che succede. Va bene, diciamo è una filiera, definiamola così. Aspetta, però sono morte 1000 persone in 2 giorni, sotto silenzio. I corpi li stanno trovando le navi della società civile. Ogni giorno che esce una nave trova 2, 3, 4, 5 corpi degli affondamenti nelle giornate del ciclone Harry. Tutto questo dovrebbero essere, per me è allucinante che qualcuno sia costretto a salire su quelle imbarcazioni. È allucinante che debba mettere a rischio la propria vita, quella dei propri cari, dei propri figli, e affrontare il mare in quelle condizioni. È allucinante. Io non vorrei che i miei figli fossero costretti o i miei nipoti fossero costretti a fare un viaggio. Però la interrompo, mi segua un attimo. Noi ne abbiamo provate tutte, ne abbiamo parlate dal almeno 2012-2013. Ricordate, si fanno trasmissioni sul tema dell'accoglienza e i tentativi sono stati fatti in tutti i sensi. Poi lei dirà non è vero, se volessimo affrontarlo realmente si potrebbe fare. Lei sa, spesso il nostro ospite Antonio Silvio Calò, cittadino d'Europa, no? Presidente della Fondazione per la Pace, cioè che li ha accolti in casa e li ha cresciuti. Però intendo dire, e lui stesso ha detto che l'unica cosa era fare un tot di numero per ogni sindaco, e là neanche i sindaci li hanno voluti, e non erano solo i sindaci di centrodestra. Poi c'è stato il tema dell'accoglienza diffusa, no, oppure i maxi centri sì, maxi centri no. Cioè i tentativi ci sono stati un po' tutti sbagliati, non c'è stata mai una capacità di affrontarlo seriamente fino in fondo, tutto quello che vogliamo. Oggi l'incapacità di risolvere questo problema, unito all'alto numero degli arrivi, porta a delle condizioni di insicurezza nelle nostre città. Su questo siamo in un terreno comune o no? Lei cosa dice? No. Metz. Nel momento in cui inizia il bombardamento da parte della Russia e dell'Ucraina, entrano in Europa 5 milioni di ucraini, di cittadini ucraini. Nel nostro paese numeri assolutamente rilevanti, a cui viene dato immediatamente un documento che permette loro di mandare i figli a scuola, di poter avere un lavoro,
noi abbiamo avuto 1.200.000 ucraini che dopo sono ritornati in Ucraina, c'è quindi in mobilità, però non si è creato un problema. Perché? Perché hanno avuto quasi immediatamente l'accesso alla cittadinanza, alla possibilità di esercitare la normale vita dell'andare a scuola, del poter lavorare, di avere una casa, tutto quello che permette alle persone che arrivano di entrare in una dinamica sociale, dentro un tessuto sociale in una maniera diversa. Allora perché questo è stato possibile? Perché erano bianchi? Perché erano alti e bianchi? E allora facciamo un discorso razzista? Donne e bambini, perché scappavano da una guerra, e donne anziane, perché anche le donne combattono in Ucraina, non erano giovani così. E poi tra le altre cose l'80% di quelli che non vengono rimpatriati perché in attesa di sentenza tornano a delinquere, e questi sono i dati pubblicati nell'ultima settimana. Cosa Caligaris diceva? No, dicevo esattamente, cioè dall'Ucraina, che è una guerra, difatti, a chi arrivavano? Bambini, donne, cioè dal Pakistan, dal Bangladesh e da tutta la lista dei paesi sicuri che arrivano, uomini, dall'Afghanistan, uomini. Questo Metz però è un dato di fatto, è dal 2010, dai primi anni 2000 che arrivano e ci raccontavano, scappano dalla guerra. Hai fatto il confronto sull'abilità di gestire un flusso, ecco, questo intende dire Metz. Non è paragonabile, dicono Metz, non è paragonabile. Certo, cioè quando c'è un canale di ingresso ufficiale possibile, possono entrare anziani, bambini, possono entrare tutti. Nel momento in cui tu devi fare un viaggio, che sia la rotta balcanica o sia il deserto, la Libia, il mare, non ci vanno gli anziani, i bambini meno possibile, anche se ce ne arrivano tanti e tantissimi, e tanti sono in fondo al mare, però chi se ne frega, sono nati nella parte sbagliata del mondo, e quindi se bambini muoiono in mezzo al mare ce ne può fregare di meno a noi, no? C'è da dire. Però, scusatemi, questo però io non vivo più a Trieste da alcuni anni, però sentire questi discorsi a Trieste è allucinante. A Trieste, a metà del Settecento, Trieste cambia completamente grazie ai 3 editti dell'impero austro-ungarico: libertà di commercio, libertà di culto, accoglienza e protezione dei profughi. Quindi noi passiamo da 30.000 sostanzialmente alla Trieste di oggi, dei 200.000 abitanti. Perché? Perché Trieste è una città meticcia da sempre, le culture diverse hanno fatto sì che Trieste sia quella che sia. Ho capito che abbiamo davanti in questo momento forze politiche che si vantano di parlare una lingua in meno, no al bilinguismo, quando sarebbe una ricchezza. Noi abbiamo comunità serbe, comunità greche, comunità che vengono storicamente a Trieste e fanno sì che Trieste sia quella che è. Quindi pensare che noi triestini, che diciamo il mare, la balconana, e abbiamo questa cultura, siamo naviganti. Sapete cosa fanno i naviganti? Da sempre, chi va in mare si aiutano, salva chi è in difficoltà, e quindi pensare che qualcuno tenti di minare questa cosa è di una barbarie incredibile, e che venga detto a Trieste per me è allucinante, Allora, aspetti Metz, se volete replicare su questo velocissimi, cosa? Dai. È giusto lasciarlo parlare. Perché? Per noi. Più parla, non è ammissibile. Ormai i cittadini hanno capito, 15 anni fa potevate raccontare sta cosa, scappano dalla guerra. 15 anni fa ce le raccontavate, io ero sindaco, dovevo prenderne 3 nel mio comune, chissà perché, no, tutti si rifiutavano. La gente ha capito, 15 anni fa scappavano dalla guerra, adesso ci pagheranno le pensioni. Non è vero neanche quello. Nel decreto, nel disegno di legge c'è anche la stretta sui ricongiungimenti familiari, che è il pacchetto Monfalcone, tra l'altro. Prego, scusate. Dica, dai che devo andare in pubblicità, ascoltiamo Metz come promesso, anzi 20 minuti dopo prego. Nel delirio di quello che abbiamo sentito fino adesso, voglio sottolineare che siamo stati eletti per fare quello che abbiamo scritto anche in questo disegno di legge. Conseguentemente
la risposta ce la danno i cittadini, non il delirio che abbiamo sentito fino adesso. Vabbè, però non puoi chiamarlo delirio, dai. Delirio. È poco rispettoso che voi lo definiate delirio. Dovete avere rispetto delle idee degli altri. Da 20 anni. Però guardate, io vi ho sentiti urlare oggi in una maniera molto poco rispettosa e questa cosa non va bene. Me, gente così ha delle responsabilità sulle persone, sui nostri cittadini. Io credo che ci metta molto più la faccia questo signore che non noi quattro qui dentro. Dei cosi, come quando voi dite che noi non abbiamo risolto il problema, no, eccetera. Stiamo cercando di risolverlo. Vi ricordo che il problema l'avete creato voi e voi non siete la soluzione. No, a voi serve per costruire le teorie sulla sicurezza, non lo risolverete mai. Vai in stazione a Udine e vedrai che teoria è alle 10 di sera, una donna, vediamo che teoria trovi. No, sì. Sul tema della sicurezza in generale faccio presente, ma a livello almeno di ciò che potrebbe fare la Regione. Il bilancio regionale negli ultimi 10 anni è passato da 4 miliardi e 8 a 7 miliardi e mezzo. Le forze di polizia locale sono passate da quasi 1500 agenti a 800 agenti. Ci facciamo una domanda? E queste potrebbero essere forze di polizia locale che potrebbero essere assolutamente assunte con le risorse anche della Regione, basta solo che le metta a disposizione dei comuni. Questo farebbe molto di più in termini di sicurezza anche nei centri piccoli dove la percezione della sicurezza sta venendo a mancare e non certo per la presenza di immigrazione. Esatto. Quindi se vogliamo parlare di sicurezza ne parliamo a 360 gradi e facciamo a meno di parlare solo degli sbarchi, che sono importanti per carità, ma il problema va affrontato a monte e poi a valle e qui a casa nostra possiamo fare assolutamente molto di più. Perché la settimana scorsa in Consiglio regionale abbiamo solo sentito parlare all'interno di una mozione che era una suonata di violino per dire quanto bravi siamo da parte di questa maggioranza, non c'è stata una riflessione su ciò che si potrebbe fare in più mettendo a disposizione più agenti di polizia locale. Vi anticipo che questo sarà il contenuto di una mozione che presenteremo la prossima settimana. E dove li trovi gli agenti di polizia locale? Intanto li assumiamo. Intanto li assumiamo. Voi non avete neanche stanziato i soldi per gli enti locali. E guarda che scusa, Caligaris, perdonami, avete parlato per 20 minuti, posso finire una cosa? Il welfare, posso dire una cosa? Ecco, allora, visto che la Regione ha assunto quasi 1000 persone in più nel giro dei pochi anni recenti, quello che io voglio dire è, negli ultimi 4 anni le leggi di stabilità hanno determinato un aumento di risorse del 25%. Le risorse agli enti locali sono state aumentate in generale del 10%. Basterebbe solo che queste risorse in più venissero date agli enti locali. Apro e chiudo una parentesi. I soldi in più che sono stati dati per le polizie locali sono state date solo ai capoluoghi di provincia. Tanto per dare un'idea, a Pordenone e Cordenons, che fanno 70.000 abitanti, quella è la realtà in cui io vivo, ci sono 70 agenti di polizia locale. In un comune come Spilimbergo, che è insieme a San Giorgio della Richinvelda, sono 15.000 abitanti, sono 8 agenti. Che devono fare 8 agenti? Bene, certo. Capite che allora da questo punto di vista forse è necessario rimboccarsi le mani, ma guardate che lo dico in tono costruttivo, non sto dicendo niente, cioè cerchiamo di costruire anche una sicurezza a portata di cittadini. Perché dice non si trovano? Dicami che non si trovano. Sembri quasi credibile, caro. Lo so. Ma non è vero. Guarda che se io fossi al posto tuo lo farei. Ma non è vero. E ti proporrò allora, questa cosa. Punto 1, i grandi problemi della sicurezza. Allora, è importante la polizia locale. C'è un piccolo problema anche lì di reclutamento, se mi permetti, perché mettere soldi sul personale e fare delle assunzioni di impiegati in regione è un po' diverso che assumere agenti di polizia locale, prima cosa. Su tutta la questione del contratto integrativo, il welfare, i soldi in più, sai benissimo perché l'hai visto, perché ci sono soldi in più per aumentare gli stipendi di tutti. Seconda cosa, quindi capito, gli altri così sono non sepol. Siamo a Trieste, non sepol. Della sicurezza, secondo te li risolvi con gli agenti di polizia locale nei piccoli comuni? No. Quando in Consiglio siete usciti su una mozione che chiedeva più forze dell'ordine
che comunque arriveranno. No, avete detto che le scuole di polizia non le hanno. Criminalizzava i migranti. Siete fermati indignati per dire perché si chiedeva, mi dispiace, ma non è così, Federica, di chiedere che la polizia, le forze di polizia abbiano più poteri reali di coercizione. Guardate, io sono sempre con la polizia. Perché puoi avere tutti i carabinieri, ci vuole qualche i poliziotti, i vigili urbani, pompieri schierati così, ma quando un ragazzino o 10 ragazzini si tolgono la cintura e circondano in piazza Perugino dei carabinieri, non servono a niente, serve qualcos'altro. Invece serve permettere a quei carabinieri di rispondere e a quei ragazzini di essere presi e puniti. Mi sento di dire che voi state facendo demagogia perché i carabinieri in più non ci sono. Voi potete assumere, se volete, in 3 anni 1000 agenti di polizia locale in più. Voi siete completamente nell'irrealtà. No, mi dispiace. Tu invece hai bisogno di ho amministrato per 10 anni i comuni e so qual è l'esigenza dei cittadini. Allora, devo voi dare invece pubblicità. state facendo fumo con sta roba Metz, quando tornate in mare... Come ti avevo preannunciato, sai che devo staccarmi. Dovevo dico solo l'ultima cosa. Quindi ho abusato dell'accordo. Sì, infatti, ti dico solo una cosa. Io è da 35 anni che faccio l'operatore sociale. Ho lavorato sempre dentro gli inciampi della vita. Disabilità gravissima, dipendenze patologiche, salute mentale, e quindi questo è il mio lavoro e continua a esserlo. Io non vivo da ONG, non percepisco stipendi, semplicemente sono nato a Trieste. La mia formazione sul campo è stata dentro l'esperienza nel solco basagliano. Diceva Franco Basaglia, l'operatore sociale sta là dove la contraddizione maggiormente si esprime. La contraddizione oggi si esprime laddove chi vuole vivere, vuole fortemente vivere, vuole vivere a tutti i costi, sa di dover mettere a rischio la propria vita nel tentativo di far sì che quella vita sia possibile e affronta anche il rischio del mare. Quindi per me è stato un bisogno forte mio, io lo faccio per me, non lo faccio per gli altri, io sono egoista, io voglio star bene, voglio migliorare la qualità della mia vita, ma non posso vivere bene in un mondo di merda come questo che stiamo vivendo. E quindi la mia vergogna mi ha costretto a essere parte di chi ha comprato una nave e è andato a poche miglia da noi a far sì che almeno una di quelle vite fosse in salvo. Ed è quello che continua a fare nonostante sia sotto processo a Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonostante abbia avuto le sanzioni, nonostante abbia avuto i sequestri della nave. E continuerò e continueremo a farlo. Non volgeremo lo sguardo dall'altra parte. Non ci saranno leggi ridicole a bloccare la dignità e l'umanità. Per fortuna sarà sempre più forte. Quindi io ringrazio per lo spazio e vi saluto. Tanto ci rivediamo per parlarne in altre occasioni. Voglio ringraziare Alessandro Metz, uno degli armatori della nave Saving Human. Grazie per essere stato con noi. Pochi istanti di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Lei ha visto qui al mercato cos'è? Ha visto cos'è il mercato? Io non perdo neanche più il tempo, è più caro dei supermercati. Non risolve niente. Non vado sempre a fare la spesa, ci va mia moglie, ma non mi sembra che il potere d'acquisto sia aumentato dello stipendio. Stipendi sono quelli. Rispondono così i cittadini intervistati nelle scorse ore tra i banchi del mercato a Pordenone su un tema molto discusso recentemente a livello nazionale. Nonostante i dati Eurostat dichiarati dalla Premier Giorgia Meloni riportino un incremento del potere d'acquisto dell'1,7% grazie ai tagli alle tasse e ai rinnovi contrattuali, l'opinione dei diretti consumatori in merito alla questione assume una nota amara. È aumentata anche un po' la pensione, però il caro vita sempre aumenta sull'alimentazione, no?
la differenza l'ha fatta poco e niente secondo me. L'1,7% non è che cambia al cittadino italiano. Il problema è quanto costa quanto aumentano i prezzi alla vendita, perché se il potere d'acquisto aumenta dell'1,7, i prezzi aumentano del 4-5. Che quando vai a comprare qualcosa costa sempre di più e quindi automaticamente il potere d'acquisto diminuisce. Io sinceramente non ho notato una grossa differenza del potere d'acquisto negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo. Allora, sono le 22:15, tra 10 minuti diamo anche il risultato del sondaggio, il più potere d'acquisto e chi l'ha visto, per forza doveva venire da sola. Allora, tra l'altro Emanuele e Sergio Alessandro Fermonte ci fate vedere, aumenta il medagliere, meraviglioso, short track, la Fontana poco fa ha vinto una medaglia d'argento, quindi siamo a 6 oro, 3 argenti, 8 bronzo, totale 17, quindi un'ottima notizia ancora mentre siamo in diretta. Carli, comincio da lei, questo è il dato altro, no? Fornito da Eurostat e sottolineato da Giorgia Meloni, che nell'ultimo trimestre 25 sia cresciuto il nostro potere d'acquisto, i migliori in Europa. Però poi ovviamente quando ci confrontiamo le persone non percepiscono ancora questo passaggio. Che dice? Dico che la gente è difficile che lo percepisca relativamente all'ultimo trimestre, quando praticamente negli ultimi 15 anni il potere d'acquisto ha subito un'erosione maggiore del 20%. Probabilmente possiamo accoglierlo con un minimo di soddisfazione, perché speriamo che si stia in qualche modo interrompendo questo trend pericoloso che c'è stato in questi anni, ma la strada per recuperare il potere d'acquisto delle famiglie è molto lunga, in particolare, mi sento di dirlo, soprattutto per i giovani, perché comunque gli stipendi di chi inizia un'esperienza professionale sono veramente ancora molto bassi, e questo sta alla base del fatto che per i ragazzi, per i giovani è difficile intraprendere una vita in autonomia prima dei 35 anni. Tutto questo si ripercuote poi anche o nella scelta di andarsene all'estero, o comunque nella scelta di non farsi una famiglia rimanendo qui, e quindi c'è un'implicazione fortissima da questo punto di vista anche sulla denatalità. È chiaro che non è un tema facile da risolvere, però è del tutto evidente che qui serve il concorso di molti attori, proprio per cercare di far riguadagnare potere d'acquisto, stipendi più adeguati, perché il tema del lavoro povero esiste, lavoro regolare, quindi non gente che non ha lavoro, e questo sarà il tema, insieme alla disponibilità di abitazioni a locazioni basse, sarà il tema da affrontare per questi e i prossimi anni. Diciamo che trovo, e mi permetto di lanciare un passaggio, ho trovato del tutto inappropriato uno dei provvedimenti che è stato fatto da questa amministrazione regionale sull'IMU prima seconda casa, dove c'è stata chiamiamola una detassazione generalizzata. L'assessore Roberti ha accolto un ordine del giorno presentato da me, dove si cercherà di mirare la detassazione dell'IMU sulle prime e seconde case, soprattutto quando si danno queste abitazioni in affitto a giovani o nelle zone montane, eccetera. Però dall'accogliere questo ordine del giorno al passare a vie di fatto, ancora le vie di fatto non le abbiamo viste, magari faremo qualche valutazione a giugno, sì, quando questa ILIA, questa nuova imposta locale, vivrà il primo anno di gettito, e vedremo cosa si può fare. Tra l'altro Roberti sarà nostro ospite dopo le 22:30, l'ho detto, parleremo di provincia, direttore della provincia e sicurezza anche con lui. Il PIL regionale è previsto aumentare dello 0,5 nel 2026 e nel 2027. Dopo il più 0,4 del 2025 l'1% invece del meno che nel nord-est. Cioè noi siamo sotto in questa previsione al 18° posto a livello nazionale. Questa è la previsione di Confindustria. Il caro della spesa è aumentato il 25%, guardate, abbiamo fatto una trasmissione infatti su questi temi, che tra l'altro era seguitissima. Vedete quanti scrivono poi via SMS quando vedi una cosa del genere, certo, e tocchi le tasche di tutti. Quindi il PIL regionale è previsto del più 0,5 nel 2026 e nel 2027, e invece è al di sotto della media nord-est,
che è più 0,8 nel 26, più 0,7 nel 27 e meno dell'area euro, che è più 1,3%. Comunque nel nord-est siamo un po' più sotto degli altri nella previsione. Sono 6 anni che siamo più sotto. Esatto. Quindi? Abbiamo una crescita ferma. E le proposte, ricetta, cosa sbagliano dal vostro punto di vista? Beh, sicuramente la Regione dovrebbe migliorare le condizioni soprattutto ai nostri cittadini, perché prima si parlava di potere d'acquisto, ma siamo in una delle regioni che risulta essere tra le più care d'Italia, seconda soltanto al Trentino Alto Adige, e la spesa dei cittadini friulani nel 2025 è aumentata di 446 euro. Quindi io ritengo che anche da questo punto di vista la Regione abbia una responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i servizi, i trasporti, il miglioramento anche degli stipendi, perché anche da questo punto di vista, se è vero che non può intervenire nella contrattazione privata, però noi siamo stati anche tra i promotori, ecco, di quello che è il salario minimo negli appalti pubblici, in cui però la Regione può avere voce in capitolo. Quindi secondo me da questo punto di vista si deve intervenire anche subito, visto che altre regioni lo hanno fatto. Mi fai vedere, scusa Emanuele, con Alessandro il grafico rispetto agli altri paesi in Europa negli ultimi trimestri? Ecco, noi cresciamo meglio, noi siamo gli azzurri, questo è il dato pubblicato al Messaggero, mi pare ripreso proprio dalla Presidente Meloni, indice trimestrali destagionalizzati in base quarto trimestre, a partire base 100 che era il 2019, e ovviamente vedi se siamo cresciuti o crollati. Appunto nell'ultimo trimestre del 2025 eravamo quelli che crescevano di più, come vedete da questa curva. Va bene, risposta? Dai. Diciamo che questo è un inizio dove noi abbiamo invertito una tendenza che era quella di un aumento. Oggi andiamo in una forma di pareggio con questo 1,7. Questo non è grazie a una forma di salario minimo o di aumento solo, è grazie alla detassazione cioè l'abbattimento del cuneo fiscale, la detassazione, perché noi non possiamo dire aumentiamo lo stipendio e di conseguenza, come abbiamo fatto in passato, aumentano anche le tasse, perché ricordiamoci che le tasse sono una percentuale, non sono un fisso. Conseguentemente noi abbiamo proprio cambiato il sistema, riducendo la parte delle tasse, costiamo la stessa cosa al datore di lavoro, ma al cittadino in fasce arrivano più soldi in tasca. Queste sono le cose che andiamo a fare e a ridurre la spesa. Dopodiché io sono eletta su base nazionale, però perdonatemi, non si può vedere un dato di percentuale di crescita paragonandolo alle altre regioni quando noi abbiamo regioni su cui è stata fatta una ZES, quella ZES unica del Sud, che chiaramente sta crescendo perché il punto di partenza non era quello del Friuli Venezia Giulia. Nelle regioni dove c'è la ZES il punto di partenza era totalmente diverso. Ma la nostra è al 18° posto. Non ti ho interrotto, chiaramente realtà regionali. Poi magari nel dettaglio ci andrà il consigliere regionale Caligaris, non il senatore Tubetti che sarei io. Le regioni del sud che hanno appunto questa formula incentivante, incentivano l'imprenditoria privata, la crescita, e conseguentemente, partendo da un livello totalmente diverso, crescono molto di più. Ma questo basta allargarsi e guardare fuori dalla regione. Poi possiamo parlare di tante cose che dobbiamo fare ancora, è vero, ma noi le stiamo facendo. Fa piacere che il PD abbia fatto outing dicendo che abbiamo invertito una tendenza dopo 15 anni. Caligaris. Sì, è vero. Allora, la questione, io sono d'accordo con lui su questo. Noi abbiamo avuto una compressione dei salari da 15 anni, e cioè da Monti, quando i nostri salari sono stati compressi, quelli di tutti, per salvare l'Italia, l'Europa, eccetera. No? Adesso si inverte la tendenza. Non è la regione però che, come hai detto, no, stabilisce la contrattazione con i privati, però la regione che, per l'amor di Dio, cresce, ha un fattore di resilienza continuo, per cui continua sempre a crescere. Confindustria Udine oggi dice, no, che l'industria sta andando in questa regione.
produce dei valori al 19%, Confindustria Udine, la Germania è al 23%, la Francia al 13,7%, la Spagna al 15,6%, il 21% è l'Austria. Ricordo che voi avete fatto anche tutta una serie di studi, no? Il studio come si chiamava OSEE, no? Col centro studi, che diceva che la nostra industria, particolarmente quella friulana, era morta, se non in recessione, da 15 anni. La questione è, la Regione cosa fa? La Regione, in una situazione di compressione salariale e anche aumento dei prezzi, cosa fa? Interviene a favore dei cittadini, non facendogli o diminuendo la pressione della seconda casa, perché anche dei normali cittadini hanno ereditato una seconda casa, trasformando una tassa nazionale in una tassa regionale, questa si chiama autonomia. Fa la dote scuola, che sono 350-400 euro a famiglia per i propri figli. Fa l'intervento sui pensionati con la minima. Oggi si parla da 350 euro, una specie di tredicesima che solo Friuli Venezia Giulia ha, viene data direttamente ai pensionati con la minima. Oggi si parla di portarla a 500. Fa interventi, che è quello che va fatto, di integrazione al reddito. Integrazione al reddito. Usa questa leva qua. E questi sono strumenti che nessun'altra regione ha, voglio ricordare. Vi voglio far vedere questa, perché io la faccio vedere spesso nei talk show, ormai è un dato vecchio, ma in realtà come facciamo a farlo? Vabbè, sono i salari in Europa, tra l'altro dal 90 al 2020, e voi vedete che crescono tutti, beati quelli che stanno in Lituania, più 276% in 30 anni, l'Estonia 2,37%, l'Italia meno 2,9%. Però questa roba qui in 30 anni fa in Estonia avevano 5 copecchi di stipendio. Guardi la Francia più 30,5%. Ho detto beati loro adesso. Francia più 30,5%. Abbiamo sempre Germania più 33,7%. Forza ragazzi. Lussemburgo più 38%, guardi la Slovenia, vabbè, ok, non guardiamo la Slovenia, guardiamo Germania, Francia, guardiamo l'Austria più 25% di fatto, più 24,9% dal 1990 al 2000. Noi paghiamo il 2011, noi paghiamo il 2011. Allora che abbiamo invertito la tendenza, come no, ho capito, adesso ripeto, dati vecchi, questi li sto mettendo sempre dal 1990 al 2020. Lo chiederei ai cittadini se avete invertito la tendenza. Ecco, io vorrei dire una cosa, perché poi alla fine bisogna essere concreti e a me non, ogni tanto mi sembra di vedere che ci sia un tentativo a tutti i costi di voler portare acqua al proprio mulino. Su queste cose dobbiamo essere obiettivi, anche a costo di dire che magari certe cose che sono state fatte non vanno bene, devono essere migliorate, ma giusto per dare un'idea del, diciamo, non vorrei usare la parola scandalo, ma comunque della grande difficoltà che ha questa regione nella crescita economica, io vorrei portare un ragionamento ai cittadini. Ripeto, il PIL regionale cuba 44 miliardi di euro. 44. Cioè produciamo ricchezza di fatto per 40. Il bilancio regionale è di 7 miliardi e mezzo, di cui estremizziamo infrastrutture, attività produttive, quindi cose che generano PIL, cubano almeno 1 miliardo, ok? 1 miliardo su 44 sono 2,5 punti di PIL. Io faccio molta fatica a capire come mai con tutti questi soldi, quindi ha ragione Caligaris che questa regione dà un sacco di agevolazioni alle imprese e ne siamo tutti molto felici. Ma il tema vero è come mai queste risorse enormi che vengono date alle imprese non generano una crescita, perché guardate che in Veneto tutte queste risorse non le hanno mica, il Veneto ha fatto una manovra di assestamento di bilancio, noi a luglio abbiamo fatto 1,5 miliardi di maggiori entrate, in Veneto hanno fatto 160 milioni di cui 100 di debito, di mutuo, eppure
le aziende crescono e, fra virgolette, non dico che ci mangino i risi in testa, quindi c'è un problema di struttura produttiva e c'è anche un problema, secondo me, di strategia. E quindi su questo dobbiamo fare dei ragionamenti senza dare la croce a qualcuno, ma cercando per il bene di tutti di trovare una via d'uscita. Devo chiudere, però se volete una risposta flash e devo dare anche il risultato del sondaggio, no? Sì? No? Possiamo rispondere che stiamo facendo un paragone su due regioni seppur confinanti, una che è un quarto dell'altra, quindi con la crescita è percentuale. La crescita è percentuale, ma il territorio non è lo stesso. Ah beh, Allora, vi date il risultato del sondaggio con Emanuele Sergio e Alessandro Fiermonte. Migranti, blocco navale, lista dei paesi sicuri serviranno? Sì, dice l'83,8%, no 16,2%. Vedremo. Allora, saluto e ringrazio la senatrice Francesca Tubetti, Maria Rosaria Capozzi.